Buongiorno, sono Eleonora e vi do nuovamente il benvenuto a Un sorriso in più Family. La volta precedente abbiamo fatto un po' di esercizi per il nostro viso. Come è andata? Sono curiosissima di sapere come è andata perché io avevo un compito di allenarmi un po' con la muscolatura che porta sul labbro e lascia vedere un po' il nostro colmillo in spagnolo o canino. A destra mi sono allenata, però mi sa che mi devo allenare ancora un po' di più. Allora facciamo una cosa, ricordiamo insieme gli esercizi che abbiamo fatto e poi alla fine facciamo altri nuovi. Allora, il primo che abbiamo fatto è quello del sorriso, così. E ricordatevi che vi ho invitato a farlo tutto il giorno, perché è bellissimo. Dopo abbiamo fatto anche quello di portare i due angoli del labbro in profondità, in questo modo. Adesso lo stiamo facendo 2 o 3 volte per ricordarvi a voi questi esercizi, però ricordatevi sempre che vanno fatti una decina di volte. Allora, il terzo che abbiamo fatto è stato il bacio, quel bellissimo bacio. Ecco, anche questo dobbiamo farlo più spesso. Ecco, benissimo. Poi abbiamo fatto anche quello di portare sopra le sopracciglia. E adesso siamo passati agli esercizi per la muscolatura della nostra fronte. Ecco, portare le sopracciglia in alto. Ecco. Abbiamo fatto anche quello di chiudere gli occhi in modo naturale. E anche in modo più forte, così. Abbiamo fatto anche questo esercizio di far vedere il colmillo, questo dente, il canino, in questo modo. Si fa a destra e poi anche a sinistra. E adesso arriva il bello, perché io a destra faccio un po' di fatica e come vi ho detto mi sono allenata un po', però secondo me devo insistere. Dai, ditemi un po' meglio dell'altra volta, eh? A me sembra di sì, poco poco, però i risultati si vedono. Allora, per ultimo vi ho proposto l'esercizio di gonfiare le guance, in questo modo. Benissimo. Adesso, oggi vi propongo altri esercizi. Vi ricordo, questi che vi ho fatto vedere fino adesso sono quelli che abbiamo imparato la precedente volta. Invece adesso da qui in avanti sono quelli che vi propongo oggi. Allora, iniziamo. Abbiamo finito con quello di gonfiare le guance. Adesso passiamo l'aria da una parte all'altra come giocando ping pong.
Ecco, non ho potuto contare perché se ne usciva l'aria, però comunque va fatto una decina di volte. Magari potete iniziare anche facendo poche ripetizioni, e poi man mano aumentiamo, però l'ideale sarebbe una decina di volte. Allora, andiamo avanti e facciamo un esercizio che è molto importante, non mi piace tanto, però è molto importante, di fare la faccia di arrabbiata. Perciò uniamo le nostre due sopracciglia verso il centro, li portiamo all'interno e in basso, così. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, 9 e 10. Vi consiglio di fare questi esercizi davanti a uno specchio. Una volta che li avete imparati, prendete uno specchio e così riuscite a vedervi in modo come lo state facendo e riuscite anche a correggere un po', diciamo, l'esercizio, il movimento nel caso in cui vedete che lo state facendo in modo sbagliato o diciamo con poca intensità. Il prossimo esercizio è arricciare il nostro naso in questo modo. Fare queste rughe qua, farci venire queste rughe qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E riposiamo un attimino. Il seguente esercizio che vi propongo è quello di aprire le narici, così. 1, riuscite a vedere? Penso di sì, si riesce a vedere, penso di sì. Vediamo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E riposiamo. Il prossimo esercizio è questo. Portiamo il nostro labbro superiore in fuori e in avanti, in questo modo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Benissimo. Vi ricordo, fate questi esercizi davanti a uno specchio,
Non per tutti sarà facile, magari qualche esercizio è più facile di altro, magari da una parte ci viene meglio che dall'altra, cerchiamo di farlo il più simmetrici possibile, per quello c'è bisogno di guardarci allo specchio e se abbiamo qualche difficoltà, come me, a fare l'esercizio di far vedere il nostro canino in questo momento, personalmente quello destro, allora dobbiamo lavorare di più su quello, no? Allora, io sono felicissima di poter fare con voi questi esercizi perché mi risveglia magari dei movimenti e delle conoscenze che per qualche motivo non ho messo in pratica in questi anni di lavoro, no? Come fisioterapista. Perciò veramente io sono felicissima di questo momento, lo faccio con molta passione, con molto amore. E adesso mi sto dimenticando di una cosa, che quando finiamo gli esercizi facciamo il nostro massaggino al nostro viso, come vi ho fatto vedere la volta precedente. Iniziamo con movimenti molto delicati, senza fare tanta pressione. Possiamo mettere anche una cremina, la cremina che mettiamo di notte, di giorno, no? In questo modo facciamo gli esercizi molto leggeri, non pressione, proprio il giusto, non sfiorante però neanche forte. E finiamo sempre facendo dei, cerchi, dei movimenti in questo modo sul, sul nostro viso. Adesso, qua, qua, di qua. Mi viene istintivo chiudere gli occhi e poi anche la nostra fronte. Ecco, un po' di tempo dedicato a noi stessi è importantissimo perché dobbiamo volerci bene in primis. Allora, spero che questo momento sia stato bello come lo è stato per me. Mi raccomando di fare gli esercizi. Se avete qualche domanda, qualche perplessità o qualche consiglio anche potete comunque scriverlo, no? Così saremo pronti a rispondervi e per adesso devo solamente ringraziarvi e mandarvi un abbraccio molto forte e un bacio. Alla prossima, ciao!